benvenute e benvenuti a questo incontro di collegamenti intitolato Da dove nasce una fotografia. Solo due parole di presentazione di tutti quanti gli ospiti qua, in rigoroso ordine alfabetico. Moira Ricci lavora e vive in Italia, tra Rimini e la Maremma, e la sua attività dall'inizio degli anni 2000 investe e occupa una serie di ambiti piuttosto differenti nella cultura e nella creazione delle immagini, in maniera particolare la fotografia, ovviamente, ma anche opere video che spesso sono in dialogo con i cicli fotografici e vere e proprie installazioni, tra cui una di cui tanto io quanto Andrea Pinotti siamo appassionati, intitolata Totem, che è un enorme pugno di Goldrake, 5 metri di altezza, posto sui colli appunto della campagna maremmana. Il suo lavoro spesso si occupa appunto di aspetti autobiografici, ha a che vedere, dialoga con il territorio, con l'identità personale e sociale, con la storia familiare, con le memorie appunto genealogiche, ma anche collettive, su questo poi ritorneremo, e intreccia, diciamo così, anche una sperimentazione tecnologica applicata all'ambito delle immagini. Andrea Pinotti è professore ordinario di estetica al Dipartimento Piero Martinetti dell'Università degli Studi di Milano e appunto ha dedicato alla riflessione sull'immagine ampia parte della sua ricerca accademica. Tra le altre cose è stato direttore del programma al Collège International de Philosophie di Parigi dal 2010 al 2016. Nel 2018 gli è stato conferito il Wissenschaftspreis dell'Abi Warburg Stiftung e dal 2021 è presidente del comitato scientifico della Fondation Maison des Sciences de l'Homme di Parigi. Tra le moltissime attività che Andrea Pinotti ha svolto nel corso della sua intensa carriera, va ricordato in particolar modo in tempi recenti il finanziamento di una Advanced Grant dello European Research Council dedicato alle immagini ambientali. Il titolo esatto è An Iconology, History, Theory and Practices of Environmental Images. E infine Roberta Valtorta è una delle principali studiose di storia e teoria della fotografia in Italia. Tra le altre cose, proprio recentemente ha pubblicato per i tipi di forum un libro tanto agile quanto davvero perspicuo nella comprensione tanto della storia della fotografia quanto delle domande, delle riflessioni che la fotografia può ingenerare, dal titolo secondo me già di per sé molto promettente, Chiedi alla fotografia, che è un invito effettivamente a dialogare con la fotografia stessa. È membro del consiglio direttivo della Società Italiana per lo Studio della Fotografia, è stata anche docente all'Università degli Studi di Udine dal 1998 al 2002, tanto presso l'allora Facoltà di Lettere e Filosofia quanto presso la Scuola di specializzazione di Storia dell'Arte della stessa università. Ma tra le molte attività, a me personalmente piace ricordare una delle iniziative più importanti sul territorio nazionale e specificatamente lombardo, cioè la fondazione del Museo della Fotografia a Villa Girlanda, a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Dal 2011 inoltre insegna storia della fotografia al master di alta formazione sull'immagine della Fondazione Fotografia di Modena. E concluso questo necessario preambolo, perché una serie di indicazioni biografiche sono già contenute evidentemente nel programma, ma mi piaceva mettere in risalto alcuni elementi poi centrali proprio per come possiamo potenzialmente dialogare e discutere tra di noi. Io volevo partire un po' a rebura, cioè al contrario, perché mi piaceva, sono cose che in qualche modo leggendo e guardando il vostro lavoro mi hanno colpito. Cioè, partivo da una domanda che era: come muore una fotografia? Detto diversamente, c'è una cosa che mi ha colpito in varie vostre cose. Penso in particolare Moira, in un'intervista a una rivista online, Juliet o Juliet, non so come si dica, di alcuni anni fa,
quando l'intervistatore le dice ma la fotografia in qualche modo ha perso la battaglia dell'oggettività, della documentalità, la capacità di essere referenziale, no? E Moira invece secondo me risponde in maniera molto, molto acuta, dice forse è la verità stessa che ha perso la battaglia, la forza delle immagini è sempre la stessa, ma è il modo in cui le consumiamo che fa perdere l'attenzione. Su questo il lavoro di Andrea, in particolare un volume davvero molto bello che credo sia scaturito sostanzialmente dal progetto IRC, cioè Le soglie dell'immagine, pubblicato da Einaudi nel 2021, parla di crisi della rappresentazione, cioè del fatto che in qualche modo le immagini ambientali e della realtà virtuale scorniciano l'immagine, si perdono le cornici, si perdono i bordi dell'immagine, quindi l'identificabilità dell'immagine, e anziché appunto rappresentare qualcosa che prevediamo o immaginiamo essere prima, siamo dinanzi a un'immagine in cui ci immergiamo e che ci sommerge. E Roberta, rifacendosi a Joan Fontcuberta, parla appunto di condizione post-fotografica e dice nell'affrontare il digitale ci sentiamo in un mondo successivo che si lascia alle spalle qualcosa. E allora volevo partire da qua, magari se potevamo riflettere su che cosa effettivamente, in che condizione fotografica siamo oggi o post-fotografica. Non è necessario dire... Vai. Buttati. No, potete iniziare voi. Inizio io? Inizio io. Devo anche dire che ci sentiamo molto male tra di noi, è abbastanza faticoso, bisogna andare un po' per intuizione. Allora, giustamente Fontcuberta e altri diciamo studiosi e anche artisti hanno parlato di condizione post-fotografica, no? Quindi un mondo che una volta superato diciamo, la fase storica della fotografia analogica, quindi la fotografia fisico-chimica, quella della pellicola, un mondo che è approdato al sistema digitale, ma non solo. Dicendo una condizione post-fotografica, Fontcuberta fa forte riferimento al fatto che molti, soprattutto artisti ma anche operatori in generale, anziché fotografare, quindi anziché riferirsi al mondo esterno per ricavare le loro immagini, utilizzano immagini già esistenti. Questo è un dato di fatto molto rilevante, sono molti anni che questo avviene, però avviene sempre di più. Addirittura il pensiero diciamo, di alcuni studiosi è che non sia più così importante guardare la realtà per trarne delle immagini, ma sia più importante elaborare, no? Lavorare sulle immagini che già esistono. Penso che evidentemente siamo arrivati a una tale consapevolezza della enormità, della quantità incommensurabile di immagini che abbiamo prodotto nel corso della nostra civiltà, ma partiamo dalla storia dell'arte manuale, quindi la pittura, il disegno, ma anche la scultura, tutto quanto, passiamo anche alla scultura, cioè tutte le forme di invenzione nel campo visivo, per poi arrivare alla fotografia, al cinema, alla televisione, eccetera. Quindi c'è una pienezza, diciamo, iconografica, una più che pienezza, no? Siamo andati molto oltre, per cui la tendenza è effettivamente quella di utilizzare, no? Tutto ciò che abbiamo. Accenno soltanto anche al fatto dell'intelligenza artificiale, che nuovamente è un meccanismo tutto da capire e da studiare, che si serve comunque delle immagini che già esistono. Quindi il passaggio è stato un po' questo. Fontcuberta, quando dice post-fotografia, intende fortemente questa condizione di pensiero e di rielaborazione di ciò che già abbiamo. Ecco, io ho iniziato. Io non mi ricordo. Vado io? Sì. Va bene. Allora,
Grazie innanzitutto per questa bella occasione e mi riallaccio immediatamente alla parte finale del primo intervento di Roberta. L'intelligenza artificiale, ora io che non sono come te uno specialista di storia della fotografia, non ho mai dato tanta importanza alla differenza tra analogico e digitale. Mi sento più di quelli che pensano che non sia stata poi una rivoluzione così importante. Perché? Perché che tu abbia una macchina analogica, che tu ce l'abbia digitale, se la vuoi chiamare fotografia, devi essere stato davanti all'obiettivo, se ti fai una foto, un selfie, o qualcosa deve essere stato davanti all'obiettivo per modificare la luce e farla scrivere su un supporto fotosensibile, nel caso della foto analogica, o a interagire con dei sensori nel caso della fotografia digitale, ma il punto è quello che in termini tecnici si chiama indice referenzialità, che se non c'è qualcosa davanti all'obiettivo che modifica l'azione della luce, l'effetto, cioè il prodotto, l'immagine fotografica, non si può avere. Questo è anche uno dei motivi per cui, se volete inchiodare qualcuno in tribunale e dite ecco, è lui che ha rubato nella mia gioielleria, è lui che mi ha rubato la macchina, c'è un'immagine, quale immagine? Non potete andare con un pastello o un acquerello che fa vedere che il vostro sospettato vi sta rubando la macchina. Perché ci dovete andare con una foto o ci dovete andare con un video che è, se vogliamo, una foto in movimento? Perché i pastelli, gli acquerelli, le pitture a olio li potete fare anche di fantasia, senza che ci sia bisogno che ci sia qualcuno davanti all'obiettivo, mentre è solo la prova documentaria, e su questo Moira ha fatto un bellissimo lavoro di cui poi ci racconterà, la foto come prova documentaria. Ma perché? Perché è la genesi dell'immagine fotografica che ha bisogno di qualcuno o qualcosa che stia davanti all'obiettivo e che ci stia prima che venga fatta la foto. Questo è anche uno dei motivi per cui tanti teorici della fotografia hanno sottolineato l'aspetto malinconico della fotografia, anche l'aspetto mortifero, se si vuole. Anche questo è un punto sul quale Moira ha tanto lavorato, il rapporto tra immagine fotografica e lutto e perdita, scomparsa, morte. Perché è un oggetto malinconico la fotografia? Ma se adesso vi fate un selfie e poi ve lo guardate subito, non passa neanche 30 secondi, però così giovani come vi mostra il vostro selfie non lo sarete mai più. Anche se sono passati solo 10 secondi, siete più vecchi di 10 secondi. E questo è l'aspetto malinconico delle fotografie, perché ci parlano sempre di qualcosa che è passato, e anche del nostro passato e di quanto eravamo più giovani, di 10 secondi, di 10 giorni, di 10 mesi, di 10 anni, ma questo è. Cosa c'entra tutto questo con l'intelligenza artificiale? C'entra perché uno dei progetti che mi hanno più affascinato in questi ultimi mesi è un progetto che si chiama This Person Does Not Exist. Questa persona non esiste. Voi andate sul sito, è liberamente accessibile, e vedete una carrellata di immagini, di volti, e di primo acchito uno dice ma questi sono ritratti fotografici. È solo che fa a pugni con il titolo stesso del progetto, che è questa persona non esiste. Allora cosa sono? Sono produzioni di volti da parte di un'intelligenza artificiale che attraverso il cosiddetto machine learning ha imparato come sono fatte le facce fotografate dei ritratti fotografici, però quei volti che vi mostra questo progetto non sono mai stati davanti ad un obiettivo, perché quelle persone lì non esistono. Ora, a me interessa molto questo perché è la produzione di un effetto fotografico, cioè quell'immagine lì ti fa l'effetto come se fosse una foto, ma non lo è. Perché l'intelligenza artificiale è attratta, è sedotta da questo effetto fotografico, al punto da farci credere, ma penso anche al cosiddetto deepfake, no? Cioè Barack Obama che dice che
Trump è un pirla, ci sono delle interviste fake, appunto finte, che però grazie all'intelligenza artificiale sembrano perfettamente autentiche. E questo è il nostro problema oggi, credo, del rapporto con la verità, del rapporto con la testimonianza, del rapporto col documento, perché è vero che ci sono tutte queste tecnologie che lo mettono in discussione, ma è altrettanto vero che noi continuiamo ad affidarci alla foto da quando è stata inventata, come a quell'immagine che ci può certificare che qualcosa è accaduto, che quello ha rubato nella gioielleria o nel mio garage, che è accaduta la guerra in Crimea piuttosto che la guerra di secessione americana. Molto prima che però venisse inventato il Photoshop e che Photoshop diventasse un verbo, tu Photoshop, nel senso io non ero a quella festa ma con Photoshop mi puoi inserire dentro, e anche questo è un tema su cui Moira ha molto lavorato, inserire se stessa in fotografie in cui non c'era, di cui poi magari ci racconterai un progetto meraviglioso. Ma la fotografia è sempre stata manipolabile, certo con più difficoltà che non con Photoshop o con tutti i programmi che ormai sono implementati in qualsiasi smartphone, con cui possiamo smanettare oggi, ma Roberta ne sa molto più di me da questo punto di vista. Fin dai primordi la fotografia incarnava questo paradosso: da un lato le chiedevi di dimostrarti la verità e dall'altro era un'immagine costitutivamente e strutturalmente manipolabile. Adesso tocca a te però. Sì. Ora tocca Non a c'è me. più nessun altro. Ma mi puoi ripetere la domanda che non me la ricordo? Sapevo che... No, in realtà partiva da una tua suggestione che però trovavo veramente calzante, cioè sul fatto che la dimensione, diciamo così, del valore documentale o di riproduzione della realtà della fotografia, questo ti chiedeva l'intervistatore, la sua capacità di essere vera è messa in dubbio, ma tu dicevi che in realtà è cambiato il modo in cui noi consumiamo le immagini, mentre la forza delle immagini, e il tuo lavoro secondo me lo testimonia perfettamente, non è scemata, non è diminuita. E la mia domanda era perché nel tuo lavoro eri arrivata a questa conclusione, in buona sostanza. No. O se vuoi anche mostrare come ci sei arrivata, ecco. Sì, allora io, ecco, ho iniziato, ho fatto il liceo artistico, ho fatto pittura, scultura e poi sono andata a fare fotografia perché volevo imparare più arti possibili, più strumenti possibili proprio per creare cose che poi riuscivo, avendo più strumenti potevo fare più lavori, far uscire quello che volevo. E quindi per me documentare la realtà e basta non bastava, diventava solo una tecnica, era solo una tecnica, no? E quindi sì, ho imparato più tecniche possibile proprio perché così almeno potevo fare delle mie cose, quello che volevo dire con gli strumenti più giusti. E già che siamo qui facciamo vedere che mi riesce più facile parlare delle cose che so, cioè che so, sono poco teorica, scusate. E questo lavoro l'ho fatto nel 2004, è finito nel 2014 perché è stato un lavoro di 10 anni, sono 50 fotografie. Ah no, mando avanti così. E appunto l'ho fatto subito in seguito alla morte di mia mamma, che è morta all'improvviso, e volevo praticamente la realtà non mi piaceva perché mia mamma non c'era più e 8 ore prima l'avevo sentita e c'era, poi non c'era più, e quindi per me la realtà era meglio nelle fotografie di lei, e quindi volevo entrare nelle sue foto
dove io non c'ero, così almeno potevo dirle quello che le sarebbe successo. E mi sa che mi batte l'orecchino, sì, scusate, sentite? Vabbè. E quindi mi sono messa accanto con lo sguardo di chissà, perché dentro la fotografia non si può parlare, quindi sono zitta, muta, non dico niente, però cerco di farle capire col mio viso che le sarebbe successo un incidente, diciamo. Quindi in questa foto, ad esempio, sono l'unica che non guarda in camera e guarda verso di lei, perché io guardo sempre lei, non tolgo mai nessuno e cerco sempre un posticino dove posso entrare per starle vicino e per guardarla soprattutto. Ecco. E poi ho guardato come si vestono, come si vestivano al momento. Più o meno so tutta la storia delle foto, perché comunque sono foto che ho visto sempre fin da piccola, e quindi mi vestivo anche con quello che sapevo, cioè che era attinente al contesto. Sì. E poi ho studiato la luce, i posti quasi tutti le conosco, quindi sono andata anche sul posto, così era più facile ritagliarmi, anche perché nel 2004 Photoshop era appena conosciuto e io non lo sapevo usare bene. Quindi sono stata molto tempo sia a fotografarmi che a farmi giusta, con lo sguardo giusto su di lei, e meno male che c'era il digitale in questo caso, perché con l'analogico non ce l'avrei mai fatta. Non ce l'avrei mai fatta, magari con più tempo sì, però cioè, questa qui ci ho messo un mese ed è la prima in assoluto che ho fatto. Tutti i giorni, tutto il giorno, perché io non vedevo altro che queste foto. Volevo stare solo lì, ma mi avevano preso tutti i parenti, mi avevano preso per pazza, mi venivano a pulire la casa perché non facevo più niente, stavo su queste foto. E in questo caso mia mamma è quella più piccola, io sono quella dietro. Che costruisci sempre questo rapporto con lo sguardo, no? Sì, sì, sempre. E lei qui è con il gemello, io guardo lei, vabbè, questa è più facile. E ho proprio copiato la tecnica, questa era una fotografia colorata a mano e io ho fatto uguale su di me. Ho preso lo stesso viraggio, il colore del viraggio e ho fatto colorata a mano. E vabbè, sono tutte così, non capisco, ecco. Qui mi sono anche disegnata l'ombra su... Qui sono andata dietro a una zanzariera per farla uguale. E sono varie fotografie di tutta la sua età. Il titolo sono le date di nascita e la data di nascita, la data di morte di mia mamma, ma anche la data delle fotografie, perché partono da quando è piccola fino alle ultime. E le dimensioni sono più o meno come quelle originali, un poco più grandi perché questa qui ad esempio era 10x10, l'ho fatta 15x15 tipo. Ecco. Non so se devo presentare. Qui sembro la lavavetri, però... Ecco.
Ecco, perché ho fatto anche il riflesso nello specchio. Mia mamma era parrucchiera, c'ha un negozio di parrucchiera in campagna, dove c'era il porcile, ci avevano fatto il negozio e c'è l'arredamento è lo stesso, quindi ho riusato lo stesso arredamento, mi sono rispecchiata lì, perché sono rispecchiata dietro, no? Sì. Copro mia zia, ma tanto non si vedeva, perché io sono stata attenta a non coprire anche le persone, non volevo coprirle perché volevo proprio rispettare la fotografia, le persone, volevo proprio volevo entrare io in quel tempo, proprio in quel passato, e quindi ho cercato di non coprire nessuno, tranne in questo caso, però non si vedeva nella foto mia zia, si vedeva solo nel riflesso dello specchio. Anche questa ci ho messo tantissimo, perché questa luce è solo d'agosto al mattino prestissimo, tipo alle 6, 5:30, 6. E tutti i giorni lo facevo perché dura pochissimo questa luce qui. Poi magari se ero più brava sapevo farle, però in quel momento tecnicamente non ero così. Basta. Ecco, non sapevo che ci fosse. Grazie. Vabbè, io non vorrei parlare troppo perché le immagini sono molto meglio, ma volevo chiederti, perché proprio questo ciclo secondo me è come dire, esemplifica perfettamente un'altra questione che io trovo tanto dentro il tuo lavoro, ed è il rapporto tra l'immaginario e l'immagine, in particolare Da buio a buio e Dove il cielo è più vicino, il ciclo successivo, che ha a che vedere, lo vuoi raccontare tu stessa o vuoi che dica due parole? Come vuoi, se vuoi fare non lo so. A me ha colpito moltissimo perché ha a che vedere con quella che è, diciamo così, la memoria leggendaria di un territorio, e anche nuovamente il legame, il rapporto familiare, no? con tua madre. Erano una serie di storie che venivano narrate nell'infanzia e che poi metti alla prova delle altre testimonianze familiari e alla prova della documentazione etnografica, per poi appunto lavorare su immagini di epoca e fare una cosa molto molto diversa. Adesso ti lascerei direttamente. Sì, allora questo è un lavoro che ho fatto appunto perché con la perdita di mia mamma, le storie che mi raccontava lei, c'erano delle storie che mi aveva raccontato lei da piccola che erano talmente strane che poi io, per vergogna, da adolescente non ho chiesto, e poi quando ho perso lei mi sono chiesta tante cose che non avevo mai chiesto, perché comunque poi sono andata a studiare a Milano a 19 anni e ho un po' perso tutto quello che si chiede dai 20 anni in poi, diciamo, per riprenderti il tuo passato, insomma, per sapere quello che è successo nella nascita, come mai mi raccontava queste storie. E mi dava fastidio questa cosa, che le storie erano la bambina cinghiale, il lupo mannaro, l'uomo sasso e i gemelli. C'erano altre storie, però queste qui diciamo che erano quelle che più mi avevano perturbato, e volevo chiederle queste cose, e non essendoci ho chiesto ai parenti, ai vicini di casa, e tutti me la raccontavano un po' diversa. Tutti dicevano, tipo mia zia, la sorella di mia mamma, gli ho detto: zia, ma tu sai la storia della bambina cinghiale? E lei: ma no, era una bambina maiale.
era tutta un po' diversa, quindi ho iniziato a fare ricerca e ora la racconto come me l'ha raccontata mia mamma. E io ho trovato in giro queste foto di questa bambina cinghiale che era una vicina di casa di mia mamma, e stava in un podere e nessuno l'aveva vista tranne il fotografo di Magliano in Toscana. Era una bambina che aveva le sembianze di un cinghiale, diciamo. Mia mamma mi aveva detto che era morta a 6 anni, che non c'era più a 6 anni. Scusate, ve l'ho mandata un po' veloce. E invece io, facendo ricerca, sentendo uno, sentendo un altro, sembra che invece sia vissuta molti anni di più, e poi anche tanti dicono che è ancora viva. E qui ecco il cane. Alcune hanno delle foto originali, alcune no. Questo c'è il negativo, ho trovato queste quasi tutte della cugina della bambina cinghiale, oppure dal fotografo di Magliano in Toscana. Questa è la cronaca di Grosseto della Nazione, La Nazione, che è il quotidiano toscano, credo, del 3 maggio 1940, e lì quello in rosso evidenziato è la storia, un articolo sulla bambina cinghiale, questa bambina, eccolo qui, bambina cinghiale, e c'è tutta la storia, ora non ve la sto a leggere perché ci vuole tantissimo. E questa è una delle foto in cui si vede che lei è vissuta più di 6 anni, insomma. Poi c'è il lupo mannaro, che era un signore che andava in giro per il ciglio della strada, ululando e sbavando, e che durante la luna piena faceva questa cosa, andava sul ciglio della strada ululando e sbavando, e era pericoloso perché poteva mordere chi capitava, insomma, i passanti. Infatti quando c'era la luna piena stavano tutti a casa. Questo era un posto dove è stato visto, il posto dove è stato visto un lupo mannaro, che me l'ha dato una signora. Queste sono foto che ho trovato da un bracconiere, uno che va a caccia di notte. E ecco, è partito il video. Cioè, questo è un pezzettino di video sempre fatto dal bracconiere e il figlio, i miei vicini. Tanto è piccolino. Ecco, lui è degli anni 70 più o meno, è il signore di Montiano, di cognome fa Lume di Luna, e un cognome è un fatto. Un nom de plume. Sì. Okay. E poi ho trovato delle foto da piccolo, più che altro, di foto da grandi pochissime, perché comunque non credo sia stato molto fotografato, mentre da piccolo sì, perché comunque sono tutti della zona dove sto io, che sto in campagna, a Maremma, e anche a 40 chilometri sono i nostri vicini. Noi si dice vicini di casa perché sono poche. Adesso non è più così, però. Ecco qua lui con il fratello, con la famiglia. Da piccolo e da adolescente, qui con questa signora Desma Canuti, che era l'ex fidanzata, e poi insomma lui. L'uomo sasso invece era un signore che nel 1982 andava in giro per il mio podere, questo è il mio podere in Maremma, e andava in giro per i campi con un sasso molto grande dove era legato una corda che era legata anche alla pancia, tutto nudo, andava in giro e trascinava il sasso.
e l'uomo sasso è lassù, quel puntino lassù. Ecco, questo è il particolare. Eccolo. Queste sono foto che ha fatto mio zio. Questo è mio babbo, mio papà, mio padre. Mio babbo. Scusate, che non mi va via questo accento, questa parlata, che indica l'uomo sasso. Questo è mio zio e siccome sono molto piccole le foto, poi faccio sempre vicino il particolare perché così almeno si vede meglio. Ecco. Ecco, vabbè, sempre lui. Qui è un pezzo di video, ma faccio vedere ecco, passato avanti. Vabbè, ecco. Questo ha fatto mio cugino. Avevano tutti paura di questo signore. Infatti io quell'estate me la ricordo perché non ci facevano uscire in campagna, puoi andare dove ti pare. Io avevo 5 anni, uscivo quando volevo, il pomeriggio. E invece quell'estate siamo stati in casa a guardare la televisione tutta l'estate perché c'era questo signore che poteva essere pericoloso perché era insomma un po' strano. Ecco, mando avanti. I gemelli invece è una storia che ho sentito solo una volta in macchina, quando ero in macchina con mia mamma, che mi aveva detto che questo bambino, Giannino, cioè Giannino l'ho saputo dopo, mia mamma diceva che c'era questo bambino che non cresceva, aveva sempre mal di pancia, piangeva e l'hanno portato a Pisa a fare l'ecografia e aveva, siccome dimagriva sempre, e aveva il suo gemello che gli mangiava la pancia, cioè che gli mangiava gli organi. E quindi, ecco, questa è la lastra. Il dottore è lì. Scusate, parlo. E questa è una figura che ho preso da un libro di Frick, si chiama Fricks, perché sembra che sia un fenomeno che succede per incesto, soprattutto in India, dopo tante... Va bene, ecco. Molto brevemente perché sarebbe molto più grande come lavoro, cioè ci sono molte più foto, sono 150 pezzi. Ma infatti devo dire sia il ciclo appunto di 20 dicembre 53, 10 agosto 2004, sia Da buio a buio, ma anche dove il cielo è più vicino, secondo me mettono anche abbastanza bene in luce un'altra questione su cui per esempio Andrea l'ha riflettuto, cioè quella dell'indistinguibilità in qualche modo dell'immagine contemporanea, della difficoltà appunto a individuare o distinguere l'elemento composto e l'elemento invece documentario, quello di cui dicevamo prima, che si ricollega a un altro aspetto su cui Roberta ha molto lavorato, che è quello del pittoricismo dell'immagine fotografica, perché effettivamente hai un elemento di creazione ex novo, soprattutto nel caso di 20 dicembre 53, 10 agosto 2004. Allora mi chiedevo se, guardando anche queste immagini, avevate poi voi stessi svolto delle considerazioni partendo dal lavoro di Moira. Insomma, sono tante. Io conosco Moira
da sempre, insomma, da tantissimi anni, e questi lavori li ho visti nascere, l'ho vista all'opera, eccetera. Quello che mi colpisce enormemente nel suo modo di produrre immagini è la sintesi estrema a cui arriva in un modo semplice. Per me la semplicità è molto importante, perché per me solo la semplicità contiene la complessità. Facendo ricorso a immagini, diciamo, quelle che venivano chiamate vernacolari, cioè le immagini di tutte le foto dell'album di famiglia, le fotografie utilizzate nella nostra vita, no? di uso sociale, come lei riesca a fare ricorso a queste fonti, no? iconografiche molto importanti, costruendo degli immaginari, costruendo delle situazioni che non sono esistite davanti alla macchina fotografica, ovvero sono esistite in una loro natura precedente, ma assumono tutta un'altra dimensione, un altro senso nel momento in cui l'artista le prende e le riutilizza, le rilancia, o come dice Fontcuberta, le adotta, no? Perché si usa questo termine adozione, cioè prendere delle immagini che, chi lo sa, sarebbero morte, sarebbero abbandonate, nessuno vedrebbe più, o semplicemente rimarrebbero nell'album di famiglia o nel vecchio studio del fotografo di paese, rivitalizzandole e trovando un nuovo destino. Ecco, forse il termine interessante può essere un nuovo destino. E ciò che lei fa, lo fa con grande sintesi, cioè non siamo di fronte a immagini molto ricche, molto dense, molto, come è nel lavoro di tanti artisti anche contemporanei, ma sono immagini che alla fine hanno una loro semplicità, una loro immediatezza, no? Nel modo di apparire, tale da portare a una coincidenza molto forte tra quello che è vero e quello che non è vero, che per me è vero. Io adesso di recente ho scritto un testo, Moira ha pubblicato, è uscito proprio da pochi giorni un libro, è quello dedicato alla madre, no? Io ho scritto un testo che si intitola Il tempo, la verità, perché ciò che Moira rappresenta è vero, non in quanto è effettivamente accaduto, ma in quanto lei ha voluto che visivamente fosse vero, e siccome l'immagine è una realtà ben precisa che esiste, ecco che nell'immagine tutto è vero. Ecco, questo voglio dire, tutto è vero. E sono vere anche le cose, e non so se io posso rivelare, che invece non sono affatto vere, perché non è mai esistita una bambina cinghiale, non è mai esistito il lupo mannaro, ovvero c'è stato un certo incidente, perché non è mai esistito un uomo sasso e non è mai esistito il gemellino che conteneva il suo gemello che lo stava distruggendo. No, però l'uomo sasso c'è. L'uomo sasso c'è, sappiamo anche chi è, sappiamo anche chi è, come si chiama, perché poi sono persone reali, e poi è capitato che esistesse davvero il lupo mannaro per una coincidenza di persone. Però insomma, ciò che vediamo ha sempre la sua verità, ha sempre la sua esistenza, no? Questa è la cosa interessante. Sì, anch'io, proprio collegandomi con quello che hai appena detto, penso che tutto questo lavoro di Moira spinga a aprirci gli occhi, nel senso che rimette in discussione il nostro patto di fiducia, no? Che noi intratteniamo con il mondo della fotografia, perché ci fidiamo, no? Perché se c'è la foto vuol dire che qualcosa c'è stato, no? E quindi è da questo punto di vista una
riflessione critica non penso che sia stata, come dire, l'intento principale che ti ha mosso, ma tra le conseguenze di quello che tu fai si innesca questa riflessione critica sul mezzo, no? Fotografico. Ma cosa stiamo facendo qui? Che tipo di fiducia stiamo dando a queste immagini, scoprendo che magari la bambina cinghiale o il lupo mannaro, che sembrano così ben documentati, non sono effettivamente esistiti. E quindi ci viene da pensare, ma allora tutte le volte che noi di una foto ci fidiamo, cosa succede? Un altro aspetto che mi interessa molto di questo lavoro è entrare nell'immagine, perché mi pare che sia un modo che Moira ha di declinare oggi una questione che ci bombarda un po' da tutte le parti, ma lei lo fa con un taglio non scontato. Perché dico ci bombarda da tutte le parti? Perché oggi essere immersivi è diventato una specie di diktat, no? Un imperativo categorico, tutto deve essere immersivo, la didattica deve essere immersiva, il nostro rapporto con l'arte deve essere immersivo, Van Gogh Immersive Experience, quando Van Gogh, poveretto, non aveva mai pensato di dover fare dei quadri immersivi, quadri che poi vengono spalmati su dei mega schermi e Van Gogh, che aveva fatto un piccolo paesaggio di girasoli, diventa una roba di 40 metri quadri. Da dove viene tutta questa fissazione oggi per l'immersione, che è una metafora acquatica molto interessante? Viene da molto lontano, pensiamo solo a Narciso, no? Che per immergersi e abbracciare l'immagine di cui si era innamorato trova la morte nell'acqua, ma non la possiamo naturalmente ricostruire questa sera questo tema, ma io lo ritrovo declinato, come dicevo, in una maniera molto originale in quello che fa Moira. E qui veniamo a questa serie bellissima di immagini della madre in cui lei si inserisce creando un falso storico dal punto di vista del rigore fotografico, no? Perché lei non c'era mai stata lì, addirittura lei da ragazza o da giovane donna guarda la madre da piccola, quindi anche tutto un ribaltamento di carattere cronologico assurdo dal punto di vista storico, ma vero, come ha appena detto benissimo Roberto, dal punto di vista di una verità affettiva, di una verità emotiva, dell'amore filiale. E questo ci fa anche pensare a cosa vuol dire fotomontaggio qui, perché tu hai fatto un fotomontaggio, che tecnicamente, ma il fotomontaggio c'è tanti tipi, no? Si dispone su uno spettro molto ampio che va da quei fotomontaggi che dicono «Ehi, guarda, io sono un fotomontaggio», e che si autodenunciano in quanto tali e che trovano il loro diritto e la loro ragione di esistere nel fatto che compongono materiali eterogenei e creano una sintesi in cui però è come un edificio di cui si vedono i tubi in qualche modo, no? La struttura portante, mentre il tipo di fotomontaggio che fa Moira si pone all'estremo opposto, è quel tipo di fotomontaggio che non vuole autodenunciarsi come tale. Infatti lei dice quante foto ho dovuto fare per trovare quel tipo di illuminazione all'alba di agosto, per poter poi montarmi dentro nella foto senza cuciture, si potrebbe dire, no? In modo tale che non si riconosca l'inserzione, che però poi è denunciata in un altro modo quando tu spieghi il progetto, no? E quindi questo fotomontaggio senza cuciture secondo me è, come dicevo prima, quel potere dell'affetto, quel potere dell'amore che le cancella, no? C'era quel vecchio detto ars celare artem, quando il pittore dipinge ma non deve far vedere che c'è la traccia del pennello, no? Dei peli del pennello. E mi ha fatto venire in mente questa antica tradizione che si rinnova. Un altro, e poi chiudo questo mio secondo giro. Noi sappiamo bene che le fotografie sono degli oggetti affettivi, no? E mi pare che tu questo tratto affettivo della fotografia lo spinga alla ennesima potenza. Facciamo molta fatica, ad esempio, a distruggere una foto di una persona cara. E gli antropologi ci raccontano anche della paura che certe popolazioni indigene, africane, ad esempio, sudamericane,
avevano nell'essere fotografati dagli etnologi che andavano a visitare quei paesi lontani, perché temevano che queste foto potessero rubar loro l'anima, no? E che la foto non fosse semplicemente un'immagine, ma che nella foto si precipitasse e si depositasse l'essenza della vita. C'è un vecchio termine tedesco che si usava all'inizio della fotografia, e prendere una foto, questo Entnehmen, che sembrava tirar via qualcosa dalla realtà per portarla dove? Nel mondo dell'immagine. Ora io penso che anche questo oggi sia molto interessante nelle nuove tecnologie, che ha un tratto che le accomuna con la questione del fotografico, cioè che non si tratta di immagini che siano delle rappresentazioni, cioè un'immagine, anche quando diciamo immagine noi ci portiamo sempre dietro di, la preposizione di, anche se non la pronunciamo, no? È un'immagine di, la montagna Saint-Victoire di Cézanne è l'immagine di quella montagna che sta in Provenza, no? O il ritratto di Lorenzo Lotto è l'autoritratto, eccetera. Quel di sembra venire meno nelle nuove tecnologie, perché quando io entro in un ambiente immersivo, più che una rappresentazione di qualche cosa, mi sembra di essere in una presenza in carne ed ossa, di persone, di oggetti che io vedo come vedo voi, come vedo i miei amici qui stasera sul palco. Ora, presenza contro rappresentazione, e nella foto c'è una fortissima componente di immediata presenza, che è quella che ci trattiene dallo strapparle in maniera così a cuor leggero, perché pensiamo che nella foto, sentiamo forse più che pensare che nella foto ci sia qualche cosa di vivo sostanzialmente, no? Qui si aprirebbe un capitolo enorme, perché se pensate che la vera presenza è il tema del corpo e del sangue di Cristo, che sono veramente presenti nel pane e nel vino, capite che tipo di scenario si aprirebbe dietro questa problematica. Tra l'altro stavo pensando che, diciamo così, questa fluidità nel rapporto tra il tuo intervento, i materiali storici, i materiali d'archivio, è in qualche modo una conquista, perché se penso ai primi cicli, a Collecchio, a Lilliput, tu lavori piuttosto sull'intarsio. Sì, perché ancora lavoravo con l'analogico e quindi ritagliavo, facevo tutte le costruzioni, miniature, cose. Sì. E la cosa che a me colpiva tanto era che tu poi lo dichiari, soprattutto Lilliput è un ciclo in cui che emerge da un'esperienza di Moira che lavorava come fotografa sul Lido Romagnolo, se sbaglio, sì. E di fatto si proponeva ai turisti di scattare immagini che poi potevano acquistare, ma progressivamente questo rapporto, soprattutto con i turisti stanziali, si usurava e ovviamente lei percepiva la sua presenza come invadente e contemporaneamente quasi indifferente agli occhi dei turisti stessi. E il ciclo è lei semisommersa come in una sabbiatura, ma gigante, appunto come il racconto di Gulliver, e i turisti ritagliati piccoli che la sommergono e in qualche modo la assediano. E la stessa cosa invece è Collecchio, in cui ci sono tutte le tue immagini a varie età, è un'installazione originariamente, o un video solamente. Allora, siccome andavo ancora a scuola, ho fatto sia le foto per fare l'esame di fotografia e poi video per fare l'esame di video. Ho fatto sia un video che fotografia. Che di fatto ricostruisce il tuo ambiente domestico con le tue immagini a varie... Ho preso delle scatole delle scarpe, era località Collecchio 26 del 2001 e stavo a Milano e i miei dovevano rifare la casa e quella casa lì dovevano ristrutturarla perché facevano la divisione bene i fratelli e perciò tutta la mia casa sarebbe stata distrutta e rifatta da capo, tutta diversa, perché avevamo una parte in più, insomma una parte in meno.
Però io ogni volta che tornavo da Milano vedevo che mia mamma non vedeva l'ora di fare questa casa e comprava i mobili, e io mi sentivo che mi stava distaccando dal mio passato, no? Dalla mia casa, e volevo che rimanesse per sempre in quella maniera, però vedevo che lei voleva quello, e quindi mi sono messa all'anima in pace, ho preso 4 scatole di scarpe e ho ricostruito le 4 stanze della casa più importanti, che era il bagno, il salotto, la cucina e la cameretta mia, e poi ho preso tutte le foto che mia mamma mi ha scattato dentro, perché la mia mamma era faceva tante foto, faceva tutta la famiglia, video, e ho preso queste foto che mi ha fatto, ad esempio tutte quelle in bagno, le ho messe nella scatola del bagno, di me in tante età, diciamo dalla nascita fino ai 15-16, e poi nel caso del video ho messo delle frasi in cui mi ricordavo in modo ossessivo, non ce l'ho dietro, ed era un saluto alla mia casa, diciamo, sì, 4 scatole che rappresentavano il mio saluto alla casa. No, ma infatti c'è un'altra cosa che tu dici, secondo me, che è davvero a riguardo di Da buio a buio, ma secondo me vale per tanti lavori che hai fatto, e di fatto dici che vuoi dare giustizia a questi personaggi immaginari. Sì, perché E l'atto fotografico è veramente la possibilità di restituire giustizia, restituire legittimità o restituire appunto una presenza a quello che in qualche modo invece con il trascorrere del tempo la sta perdendo, e mi pare una cosa davvero... Sì, che poi erano storie, allora le storie come io le ho raccontate mi sono arrivate, io le ho raccontate proprio come me le ha raccontate mia mamma, poi io mi sono inventata da dove le ho trovate, dove le ho prese, la cugina, il vicino di casa, tutte queste qui, nomi tutti inventati, ma proprio perché io la ricerca l'ho fatta veramente dai parenti e poi dai vicini di casa, però tutti mi raccontavano appunto la storia un po' diversa, e quindi alla fine sono arrivata alla verità, che la verità era molto più brutta. Ad esempio la bambina cinghiale è nata prematura, cioè era un feto malformato, quindi era delle storie brutte. Non ci raccontare, sono più belle le foto. Infatti io ho detto le voglio raccontare come mi sono arrivate, perché erano molto più belle. No, e infatti questo aspetto dell'immaginario, secondo me, dove il cielo è più vicino, è davvero molto forte. Vuoi raccontare un pochino come... Sì. Ecco. Sì, allora, è un lavoro che ho fatto su commissione, perché una collezionista proprietaria di un posto, una tenuta del Cinquecento a Lucca, ha costruito una galleria espositiva sottoterra molto grande, di 700 metri quadrati, e mi ha proposto di fare una mostra. E lei mi aveva proposto di fare appunto Da buio a buio, come Da buio a buio sulle storie a Lucca, ma io mi sono rifiutata, perché ho detto quello è un lavoro di elaborazione, non è un lavoro con dei personaggi che so la storia e tutto, non è che lo posso fare così, si sentirebbe che non è insomma, si sentirebbe secondo me la diversità. E invece volevo fare un lavoro di ricerca sul declino del mondo contadino, perché io appunto sono da generazioni, cioè dai miei nonni, bisnonni, figlia di contadini, diciamo, vengo dalla cultura contadina, si sente anche quando parlo, un po'. Niente, e quindi ho fatto un po' di ricerca.
Ho iniziato a intervistare i contadini, i miei vicini, ormai anziani rimasti, perché i giovani ce ne sono quasi più. E vedevo molto comunque questo modo patriarcale genitoriale dei contadini, e ho detto: ma veramente voglio preservare questi contadini? Allora ho iniziato lasciandomi un po' al caso, diciamo, perché intanto ho iniziato questo primo. Allora, tutto il progetto si divide in 4 fasi. Il primo è sottotitolato Diavolo Mietitore. Il Diavolo Mietitore è una leggenda presa da questo pamphlet che è custodito al Museo di Storia di Londra, e qui c'è scritto questa leggenda che narra di un mezzadro che non ha pagato la trebbiatura di un contadino che veniva fatta a Falce nel 1678 in Inghilterra, e il contadino arrabbiato che non è stato pagato e gli disse: ci penserà il diavolo. E nella notte il diavolo fa questi 2 cerchi di fuoco e dal giorno dopo il terreno diventa infertile, non si può più coltivare. Quindi il diavolo si vendica a favore del contadino. Questo è diventato poi il simbolo delle manifestazioni dei contadini nel 1700 in Inghilterra e in Germania, e poi è diventato anche la prima testimonianza di crop cycle, i cerchi sul grano degli alieni. E io l'ho rifatto, insomma, l'ho fatto rifare da mio padre con altri amici suoi, un po' come un rito per farmi vedere dall'alto, un po' come un SOS per chi ci vede dall'alto, che può essere Dio, che può essere gli alieni, che può essere Google Maps, insomma. Più probabilmente, purtroppo. Okay, è un video in realtà che adesso non c'è, però il fuoco inizia da una parte nei 2 cerchi e finisce il cerchio così. Di 400 metri l'esterno e 90 l'interno. E questa è una foto dalla collina davanti. Poi la seconda parte è questa, sono delle fotografie ritratto fatte ai poderi che venivano assegnati da il progetto che aveva fatto Mussolini nel periodo socialista e poi ripreso dopo nel 1952 da Fanfani, dove invitavano i contadini di tutta Italia che avevano una famiglia grande, tanti figli, a prendersi dei poderi in Maremma e a lavorare la terra, che così almeno la bonificavano, perché era una palude la Maremma. Solo che adesso invece sono comprati, questi poderi vengono abbandonati dai contadini perché non ce la fanno a vivere per vari motivi, anche perché i figli adesso, dalla mia generazione in poi, sono andati a studiare fuori e sono rimasti fuori anche, e poi anche per le leggi che sono cambiate, e vengono comprate invece dai cittadini che le usano come case vacanze per l'estate e non lavorano più la terra. E per i contadini è sempre un colpo al cuore, perché ci hanno perso comunque. Mio zio mi dice sempre che per far diventare fertile un terreno ci vuole 20 anni di lavoro per farlo diventare buono, con la cultura buona, insomma, con prodotti buoni. E quindi quando vedono che non lavorano o non fanno lavorare i contadini la terra ma la lasciano incolta, per loro è
E io ad esempio, vabbè zio, dai che la natura si riprende, lui fa sì, poi che mangi? Non vi dico, vabbè. Vabbè. E ho scelto questi che sono stati abbandonati dai contadini e presi dai cittadini, e poi gli ho fatto le foto durante il tramonto che davano questa luce. Quell'anno lì, che era il 2014, era molto piovoso, pioveva sempre, c'erano questi cieli pazzeschi. Allora, questa è l'installazione della mostra ed avevo scelto di metterli a cimitero inglese, come se fossero un cimitero. Poi loro ho tolto le aperture, cioè le finestre e le porte, come se fossero cieche e mute. Infatti era una cosa che si nota proprio perché sono tutte quante, come dire, mute, no? Mute, come se diventassero dei mausolei, proprio perché hanno perso poi questa cosa della famiglia, del lavoro, la convivialità. Fra l'altro, rispetto a quello che diceva prima Andrea sull'immersività, qua siamo esattamente dalla parte opposta, perché sono sempre immagini frontali costruite appunto come lapidi molto distinte. È difficile riuscire a entrarci dentro, no? Appunto non ti guardano perché sono senza finestre, senza porte. E poi stanno sempre fra cielo e terra. Io avevo bisogno, cioè volevo che fossero dei ritratti tra cielo e terra, perché poi ho fatto la stessa cosa, sono 12, e ho fatto la stessa cosa con i contadini, sempre i contadini miei vicini, parecchi parenti, e che invece sono illuminati alla stessa maniera dei poderi, con gli infari sagomati, e poi tutto buio, quindi come se fossero belli incisivi quando entri nella stanza. Ora qui sembra molto più illuminato, in realtà è più buio. E poi li ho disposti sempre a ellisse, come nel Diavolo Mietitore. E anche loro sono frontali, così, fermi. L'unica cosa è che ho chiesto a loro di guardare il cielo, come fanno i contadini, perché lavoro proprio dove il cielo è più vicino, perché in campagna hai la linea dell'orizzonte, almeno in Maremma, la linea dell'orizzonte molto ampia, e l'uomo comunicava più con il cielo, adesso c'è il cellulare, però prima comunicava più con il cielo, tipo mio nonno. Tutto è partito perché da mio nonno diceva, quando pioveva, quando c'era il sole, tutta la settimana faceva meteorologo e ci indovinava sempre, oppure sapeva quando mettere un ortaggio, quando fare quello, potare quell'altro, tutto a seconda del cielo, la luna, cosa che noi abbiamo totalmente perso. E così, anche loro fra cielo e terra, sempre sulla linea d'orizzonte. Io invece, nel mio caso di sovrainterpretazione, per via del Diavolo Mietitore prima e della Trebbia Astronave poi, ho immaginato che stessero aspettando che qualcosa arrivasse. Anche, no, è aperto. Ora io ho detto, cioè è un dialogo, diciamo, fanno questo gesto di guardare in alto proprio per avere un dialogo con il cielo, che poi può essere tutto, o l'arrivo degli alieni o piovi, cioè una specie di danza della pioggia. Ora non piovere più, che è meglio. No, speriamo di no. Vabbè. E poi la quarta parte ho chiesto a mio padre, un po' come finale, ho chiesto a mio padre, siccome hanno comprato mio babbo e mio zio questa carcassa di trebbiatrice, che era nuova ma è presa a fuoco, e il contadino che l'ha comprata ha perso tutto perché non aveva fatto l'assicurazione furto incendio, e
E quindi mio babbo e mio zio hanno comprato la carcassa perché molti pezzi potevano usarli per le loro trebbie, diciamo, prendere gli specchietti, i vetri, le cose, insomma, che erano rimaste salve. E con la carcassa dovevano aspettare quello del ferraccio, quello che raccoglie il ferro, per portarla via. E io ho chiesto a mio babbo di trasformarla in astronave per andare a trebbiare in un altro pianeta. E lui mi ha detto sì. E niente, abbiamo fatto l'astronave, che è questa qui. E ci sarebbe un video che dura 3 minuti adesso, in realtà dura un'ora, ma il tecnico è riuscito a farlo diventare. L'ha accelerato un po', però è fatto in 37 giorni e siamo stati in 32. Ecco. Facevamo tutto a braccio, ho preso fuoco qui qualcosa, perché ho saldato io e ha preso fuoco tutto. Sì, la gente veniva, come viene durante la trebbiatura, i contadini vanno dove c'è la trebbia perché si fa sempre colazione e merenda. Poi bevono e viva. E lì è successo la stessa cosa. Infatti mi sono fatta vedere bene in strada, così almeno vedevano che si faceva qualcosa. Infatti arrivavano, poi mangiavano, bevevano e così e si mettevano a lavorare. E quindi è diventato 37 giorni i più belli di mio babbo. Mio padre dice che è stata una bellissima esperienza. Infatti l'anno dopo voleva fare un missile. Cosa ha detto? Che lo chiamano il missile. È stato fatto col time lapse, in una foto ogni 5 secondi, che poi ho velocizzato perché comunque anche una foto ogni 5 secondi sono 7 ore. Quindi ho velocizzato molto, ho tagliato un po' e al massimo sono riuscita a fare un'ora, invece il tecnico qua è riuscito a fare le 3 minuti. Ma secondo me dura di più di 3 minuti comunque, siamo ancora... Ecco, questa parte conviviale. Sì, siamo riusciti a fare un'astronave ma non la copertura dell'ombrellone, non si sa perché. Se mi vuoi chiedere qualcosa, mi puoi chiedere qualcos'altro intanto? No, volevo finire a rivedere perché questo non l'avevo visto. Qui piove... No, scusate. Pioveva. No, volevo dire pioveva. No. Però non demordete, rimane un pezzetto di copertura. Poi era venuto anche l'uragano Katrina che ha portato via, perché io avevo avevo ordinato una casetta di lamiera, quelle da giardino, per piantare il cavalletto con la telecamera, con la macchina. E niente, è venuto l'uragano Katrina e ha portato via tutto. E quindi un po' si è spostata, infatti. Ha fatto... Finite. Finito. Grazie. Perché nel finale ci sono io, mio padre e mio nipote di 3 anni che partiamo.
andiamo sopra all'astronave e poi partiamo e abbuiamo le luci sotto, vanno solo quelle sopra, quindi sembra che si parte poi con il fumo. Ecco. Io poi leggendo le tue interviste, le tue dichiarazioni, di cui non sei tenuto a dare conto, però a un certo punto confessi una passione letteraria per una scrittrice, un'opera che anche a me, a cui sono anche io molto affezionato, che è la trilogia della città di K di Agatha Christoph, sono 3 romanzi che di fatto però appunto sono un unico ciclo in cui diventa sostanzialmente indiscernibile quale sia la verità, ma anche qual è il potere redentivo della creazione e della fantasia. E dovendo concludere, io credo che veramente il tuo lavoro sia informato a questa idea, a questa forza, a questa energia che sei capace di infondere nelle immagini. Quindi davvero ti vorrei ringraziare per tutto il lavoro. Grazie.